Chieti ovviamente è la città che abbiamo scelto come il luogo per chiudere il festival. Quello che è accaduto è realmente un insieme di emozioni, di progetti che hanno visto protagonista una comunità di poetanti, che è anche un gioco di parole, ha a che fare con la poesia, ma è anche il fatto che in tanti, po' e tanti, un po' e tanti, ed è quello che è accaduto. È spesso facile fare dei bilanci positivi e dire che bello tutto quello che è accaduto, però davvero abbiamo avuto modo di vedere e di toccare con mano la voglia e la necessità che c'è di incontrarsi e di raccontarsi attraverso la poesia. La poesia è ancora oggi, e forse ancora di più oggi, lo strumento principale per riattivare le energie migliori che l'umanità dovrebbe vivere con passione attraverso un protagonismo attivo.